Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Ariano Nel Polesine, alla presenza di Sua Eccellenza il Prefetto di Rovigo, il Dottor Clemente Di Nuzzo, al Vescovo della Diocesi di Adria Rovigo, Monsignor Pavanello, al Sindaco di Ariano Nel Polesine Luisa Beltrame, al Presidente del Parco Delta del Po Moreno Gasparini, al Presidente della Provincia di Rovigo Enrico Ferrarese, nonché alla rappresentante della Regione, la consigliera Laura Cestari. Mercoledì 17 gennaio è stata inaugurata la nuova sezione espositiva del Centro Turistico e Culturale di San Basilio. Il nuovo allestimento del Centro Turistico e Culturale è stato possibile per una sinergia del Comune di Ariano con la Fondazione Cariparo, presente con il Presidente, Professor Gilberto Muraro, con il Presidente Emerito Antonio Finotti ed il responsabile risorse umane Roberto Saro. Ascoltiamo alcuni interventi degli illustri relatori. E oggi ha questo riallestimento in veste altamente moderna, altamente tecnologica, che riesce ad coniugare tutti i nuovi, una parte sono anche dei nuovi ritrovamenti, anche una nuova collezione che possa valorizzare ulteriormente i scavi e i ritrovamenti degli anni in corso e una valorizzazione completa di tutta quella che è questa area. Quindi credo di poter dire di essere veramente orgogliosa di questo risultato. Abbiamo preso molto sul serio questa ricorrenza come fondazione, perché siamo qui in forze con il Presidente Emerito, i vicepresidenti, il segretario generale, i consiglieri di amministrazione e consiglieri generali. E questo sta a significare l'importanza che annettiamo a questa iniziativa, che è solo un tassello della più ampia iniziativa che abbiamo deciso con una visione strategica di attuare in provincia di Rovigo per quanto riguarda l'archeologia. Questa consapevolezza che Rovigo e tutto il Polesine ha avuto questo ruolo importante nella protostoria è qualcosa che va fatto sempre più affiorare, farlo diventare proprio parte dell'identità collettiva, è importante. Dopodiché naturalmente diamo importanza anche agli effetti collaterali positivi, in particolare un turismo di qualità che non raggiungerà mai magari i grandi numeri, ma che è assolutamente non trascurabile e che comunque rappresenta un riferimento culturale importante. In questo periodo storico ci stiamo scrollando di dosso quello che è un po' la fase brutta, la fase negativa di quello che noi non possiamo, ma tanto noi non arriveremo. Oggi abbiamo capito, abbiamo scoperto in questi momenti, ma soprattutto con queste occasioni, soprattutto con questi obiettivi, ma con questi obiettivi raggiunti, che abbiamo delle peculiarità che le possiamo trasmettere al mondo intero. Stiamo facendo progetti, non solo questo, ma stiamo facendo questo qua, è un progetto Value che è importantissimo, che ha portato alla luce con gli scavi di San Basilio, ha portato alla luce e soprattutto non tanto gli scavi sì, e grazie alla sovrintendenza e all'università, ma ha portato alla luce una consapevolezza. Ha portato alla luce una consapevolezza che questo territorio è fatto sì di slow, è fatto di ambiente, è fatto di un biglietto da visita che è un biglietto da visita che noi possiamo proporre e promuovere al mondo intero, ma è fatto soprattutto di una diversificazione di proposte attrattive. Perché la nostra missione è quella di lavorare con i comuni e per i comuni. Da questo punto di vista credo che la forza del nostro territorio, le sue potenzialità di sviluppo passino appunto dalle sinergie che possiamo saper creare nel nostro territorio e con la nostra comunità. Io per questo lo devo sottolineare ancora una volta di come in questo particolare momento storico, con questi soggetti istituzionali rappresentati qui, si sta vivendo davvero una stagione dove la ricerca della sinergia è una ricerca vera, è sentita e a muovere tutti quanti è l'idea che appunto questo nostro territorio e la nostra comunità polesana hanno bisogno che noi ci sappiamo stringere per pianificare il nostro futuro, guardando ovviamente, come in questo caso, a quelle che sono le nostre peculiarità, le nostre ricchezze che vengono anche e soprattutto dal nostro passato. Io sono quella che sempre dice smettiamola, no, di identificarci come la Cenerentola del Veneto solo perché siamo al sud.
Siamo ricchi di capacità, ricchi di persone che lavorano, e la sinergia di cui abbiamo parlato anche prima e che io riporto con tanto amore per la mia terra deve continuare ed essere eterna, come le scoperte che facciamo in questi anni nel nostro territorio. Ringrazio l'amministrazione comunale di Ariano, che oggi sicuramente ha davvero un motivo per festeggiare, per celebrare. Ringrazio i colleghi e le autorità che sono intervenute oggi, ciao Moreno, anche a dimostrazione dell'effettiva sinergia di cui stiamo parlando. Avanti tutta, andiamo avanti così che possiamo fare la storia. L'abbiamo già fatta, procediamo, continuiamo così. Grazie a tutti.